Buon pomeriggio amici di Sport Sicily. Oggi 17ª giornata del campionato di eccellenza Girone A. Siamo in diretta dallo stadio comunale Antonio Licauli di Piana degli Albanesi. Oggi scendono in campo San Giorgio Piana contro Folgore Calcio Castelvetrano. Entrambe le formazioni alla ricerca dei 3 punti fondamentali per i padroni di casa per confermare la presenza in zona playoff. Quarti in classifica, quota 27 punti, mentre il Castelvetrano si trova a quota 19 punti, ottavi in classifica. Con i 3 punti si avvicinerebbero notevolmente alla zona tanta vita, alla zona playoff. Formazione di casa con Mister Chinnici, scenderà in campo con un 3-5-2 tra i pali Lamin, Tricoli, Parisi, Visconti, Duli, Graci, Logrande, Corso, Torres, Pace e Bargione. Mentre la squadra ospite, la formazione trapanese, il Folgore Castelvetrano, scenderà in campo con un 4-4-2 tra i pali Pizzolato, Tarantino, Priola, Baiata, Gomez, Camera, Spanò, Torre, Bertoglio, Indosu e Pisciotta. Mister Iacono ha rimediato una squalifica nella giornata precedente, nella 16ª giornata contro l'Atletico Club Palermo. Sarà prima del fischio d'inizio, un minuto di raccoglimento. Quasi tutto pronto, si aspetta il fischio del direttore di gara. A muovere il primo pallone di questa gara sarà Castelvetrano. Grazie a salutare i tifosi a seguito della loro squadra. Ragazzetto, pace! Ma le spione non fare! No. Sarà a quanto pare Torre a muovere sto primo pallone quest'oggi. Quasi tutto pronto. Mettiamo via questo primo tempo, questo pomeriggio di calcio. Muovere il primo pallone sarà formazione trapanese, lancio lungo, finisce sul fondo. Sta dietro! Gioca dal basso il San Giorgio con Lamin che gioca vicino al compagno, larga sulla sinistra. Vediamo Pace che appoggia ancora dietro. Ora Lamin, lancio lungo a cercare la percussione del compagno, lo va a chiudere. Ancora Lamin, tocco di mano di Indosu. Se ne accorge il direttore di gara, fischia calcio di punizione a favore del San Giorgio.
ancora Duli, alza la testa, si appoggia su Visconti, ancora Duli. Nel primo controllo, allarga il pallone su Graci che la mette in mezzo ed è ancora il capitano, arriva uno scontro un po' duro al centrocampo, era vicinissimo il direttore di gara, fischia un calcio di punizione a favore del San Giorgio. Vediamo Capitan Corso a terra. L'arbitro va a richiamare Tauré per questo gioco pericoloso. Ancora il capitano, prima intenzione a innescare ancora Graci, mette in mezzo la Parisi, calcia, viene ribattuto il pallone, messa laterale a favore del San Giorgio. Prova a girare palla Duli, allarga ancora una volta di prima intenzione sulla destra, scambiano i due, ancora ad innescare, calcia, il 10 Pace non trova lo specchio della porta, si spegne sul fondo, rimetterà con i piedi Castelvetrano a cercare subito Indossù, si appoggia ancora sul numero 11, va a chiudere con grandissima esperienza Duli. Ancora una volta parte dal basso di San Giorgio, palla in mezzo, esce Baiata, prova il lancio ma trova il capitano, ancora Indossù a gestire il pallone, il lancio lungo, a cercare il compagno, parata di Torres, arriva, lancio lungo ed è ancora Duli a intervenire su questo pallone vagante. Ancora una volta Duli a chiudere. Capitano Bertoglio, il lancio lungo, si appoggia ancora sul Corso. Larga sul lato destro per Graci, che prova a gestire questo pallone. Ancora Graci, si appoggia su Visconti, il lancio lungo, esce con grande esperienza Pizzolato, che dice di no, lancio lungo. Finisce tra le mani di Lamin. Ancora Duli, gioca sul capitano, entrata in ritardo del 10 del Castelvetrano, Indossù, interviene il direttore di gara, ancora una volta Corso il capitano, qualche chiarimento del direttore di gara. Partita immediatamente accesa nei primi minuti di gioco, siamo solamente al quarto minuto. Va a mettere ordine il direttore di gara, qualche richiama all'ordine. Entrata un po' in ritardo da parte di Indossù su Capitan Corso, forse ad aver avuto la peggio proprio Indossù, aver commesso il fallo ancora a terra. Ancora Duli a battere questo calcio di punizione a favore del San Giorgio.
Palla corta a cercare Capitan Corso, allarga per Parisi, gioca dietro su Lamin. Lancio lungo a Lamin sulla sinistra a cercare il compagno, arriva di testa, capitano del Castelvetrano. Ancora interviene Duli. Camara prova a gestire questo pallone, perde palla, recupera palla il San Giorgio. Allarga per vie centrali ma perde per un attimo il primo controllo, arriva in ritardo Duli. Sarà calcio di punizione a favore del Castelvetrano. Chiede calma la panchina del Castelvetrano. Camarà a giocare vicino a questo pallone per Gomez. Tenta di tenere il pallone in campo, non ci riesce. Sarà messa laterale San Giorgio. Con le mani Graci, lungo a cercare Torres, viene chiuso, ancora contatti, si gioca. Capitan Bertoglio allarga, ancora sulla destra a cercare Dossù, ma recupera il pallone, il San Giorgio, vanno via ancora una volta Pace. Recupera il pallone Camara, alza la testa, prova a mettere l'ordine, allarga sulla destra. Ancora di prima, si appoggia su Camarà che cerca la percussione di Spanò, palla un po' troppo lunga. Graci, Tricoli, palla un po' rischiosa ma la gestisce benissimo Duli. Primo tocco di prima intenzione, ancora Visconti a innescare il numero 7, è fuori gioco. Era partito lo grande, ma il secondo assistente segnala fuori gioco. Sarà Pizzolato a lanciare lungo questo pallone, a cercare Gomez, a chiudere egregiamente Graci. Gomez a battere questa rimessa laterale a favore del Castelvetrano. Il compagno si appoggia, gira palla al capitano Bertoglio. Ancora Bertoglio verticalizza a cercare il movimento di Torre. Palla San Giorgio. Ancora Torres, lotta in mezzo al campo, recupera questo pallone, va via Torres. Il centrale viene chiuso da due giocatori, interviene anche a Graci, dovrà chiudere, si guadagna questa rimessa laterale con intelligenza Gomez. Ancora la palla lunga, salta di testa Graci, ancora Castelvetrano muove palla, lancia lungo a cercare Pisciotta, ma Lamin attentissimo, fa su il pallone. Ancora Duli, palla di prima, cercare il terzino sinistro, ancora lo grande, prova a gestirla, un Bargione che salta l'uomo, non c'è nulla per il direttore di gara, la palla resta in campo, la gira ancora dietro il San Giorgio con Parisi. Lamin allarga per Tricoli, ancora Tricoli sulla destra, disturbato da Iossu, ancora lotta Torres, si guadagna questo calcio di punizione. Con Priola che dice di no. Ancora Duli, gioca vicino al capitano. Ancora Duli a lanciare il movimento di Graci, va a chiudere Gomez. Si guadagna ancora una volta la rimessa laterale a favore del Castelvetrano.
Siamo all'11° minuto del primo tempo, risultato di 1-0. Sta lottando lì in mezzo al campo. Ora palla recuperata dal capitano. Allarga Camarà. Si continua a giocare. E ancora Tarantino. Lottano lì in mezzo al campo. Esce Duli con una calma olimpica. Gioca su Torres. Ancora fallo. Ancora una volta Priola a chiudere su Bomber Torres. Batte subito la formazione di casa, ma Spagna sulla rimessa laterale. Tarantino. Giocano di prima a cercare il movimento di Indrosu, va a chiudere e a mettere il fisico. Duli. Ancora Duli, alza la testa e lancio lungo a cercare Torres. Di testa, palla vagante il centrocampo. Ed è ancora l'otto del Castelvetrano. Guadagna ancora il San Giorgio. Si ferma il capitano. Un grande fair play, mette la palla fuori. È rimasto a terra Spanò. Aspettavamo già una partita equilibratissima. Avevano rimediato 3 punti fuori casa il San Giorgio, imponendosi per 2-0 contro il San Vitolo Capo, mentre dopo un'ottima prestazione dentro casa il Castelvetrano trova il pareggio per 1-1 contro l'Athletic Club Palermo, la squadra che sta dominando la classifica di questo campionato. Ancora Tarantino, allungando su, c'è fallo segnalato dal primo assistente, trattenuta, sarà calcio di punizione. Qualche chiarimento tra Duli e Indrosu. Mette subito le cose in chiaro il direttore di gara. Si partirà con un calcio di punizione. La larga per Tricoli. C'è ancora su Graci di prima intenzione. Ancora il numero 7. Il capitano con la palla d'esterno a cercare il movimento. Fallo commesso ancora una volta da Priola, che chiude ancora una volta su Torres. Chiede distanza il 10 del San Giorgio, Pace. A quanto pare sarà incaricato a battere questo calcio di punizione, sono un po' pericolosa. Sia Pace che lo grande sul pallone. Sarà Pace a calciare col destro, la mette in mezzo di testa. Selezione di fuorigioco. Fuorigioco forse di Duli. Ancora pizzolato a battere questo calcio di punizione, chiamato per fuorigioco dal secondo assistente. Palla lunga a cercare Indrosu, va a chiudere Graci, ancora di testa Indrosu, corpo a corpo, sarà calcio di punizione.
Ancora Tricoli, Visconti, Duli. Ancora Duli. E prima intenzione a giocare ma va a recuperare il pallone Touré. Ancora Tarantino. Di prima. Va a chiudere ancora una volta. Palla lunga in su di testa. Ma finisce tra i piedi di Parisi. Chiudere ancora Visconti. Ancora una volta Visconti. Trattenuta. Probabilmente rimanerà un cartellino giallo. Ammonizione per trattenuta. Si fa vedere Torres, recupera questo pallone alto in mezzo al campo. Ancora Torres sulla destra, trova la linea di fondo, la mette in mezzo, la chiusura provvidenziale di Priola, regala un calcio d'angolo a favore dei padroni di casa. Carica di questa battuta il numero 10 Pace. Ancora Pace in mezzo, qualche trattenuta ma non c'è nulla per il direttore di gara, si spegne sulla rimessa laterale ed è stato poc'anzi Spanò a guadagnarsi un cartellino giallo per trattenuta lì al centrocampo. Ancora Gomez con le mani, palla lungolinea, cercare di testa ma va a chiudere, cerca di testa Spanò, chiudere egregiamente l'intervento di Tricoli. Un cartellino giallo, Graci, una gomitata a quanto pare, visto qualcosa il direttore di gara, sarà calcio di punizione a favore del Castelvetrano, ammonito Graci. Minuto del primo tempo, due cartellini gialli già estratti dal direttore di gara, da un lato Spanò del Castelvetrano, mentre Graci proprio in questo momento è stato appena ammonito dal direttore. Andrà Camara a battere questo calcio di punizione, posizione pericolosissima. Camara parte col destro, la mette in mezzo! Calcio di punizione, è arrivato in su di testa, non trova lo specchio della porta, ma il direttore di gara fischia un calcio di punizione, fallo dentro l'area, confronti di Parisi. Pericolosissimo questo calcio di punizione, battuto da Camara. Ancora Lamin con i piedi, vicino sempre Duli, allarga per Parisi, in mezzo al campo, di prima intenzione, calcio di punizione e ancora arriva in ritardo Camara, confronti di Logrande.
pioggia insistente oggi qui a Licaoli, ed è ancora San Giorgio alla lunga a innescare l'inserimento di Corso, ma finisce tra i piedi di Pizzolato. Palla lunga, esce Lamin dalla propria porta, appoggia su Tricoli, ancora Tricoli, palla lunga, ancora Torres, mette il corpo, Torres allarga il braccio, a calcio di punizione a favore del Castelvetrano. Gomez, lancio in mezzo a cercare Indrossu, va a chiudere ancora Tarantino dall'altra parte, di prima intenzione a cercare Touré, esce il capitano di testa, scodella questo pallone, Spanò, finisce tra i piedi di Pisciotta, commette fallo numero 11 Castelvetrano, sta calcio di punizione a favore del San Giorgio. Palla lunga, ancora Torres, prova a gestire il pallone, va a chiudere Touré, intervento pericoloso e guadagna un cartellino giallo. Qui ha munito Baiata per questo intervento abbastanza irruento, gamba alta. Ha munito qui per questo intervento Baiata, da calcio di punizione a favore del San Giorgio. Vediamo chi andrà alla battuta, giocano corto, calcia da lontanissimo. Bella l'idea di Visconti, ma trova un Pizzolato attentissimo, che fa su il pallone, invita alla calma i suoi. Palla a terra Pizzolato, una lunga a cercare il solito Indrossu, fa scivolare, accompagna il pallone Visconti, scusate era Grasci, a chiudere sull'incursione di Gomez. Messa dal fondo San Giorgio, gioca dal basso con Tricoli, palla lunga, cercare ancora il movimento numero 4 Visconti, capitano, ma mette il corpo abbastanza con esperienza, il 4 Camera, con le mani Grasci, cercare il capitano, ancora Grasci, va a chiudere Spanò, si guadagna una rimessa laterale. Le mani, palla lunga a chiudere ancora una volta Visconti. Ancora Gomez, palla lunga a cercare il movimento di Indrossu, di prima intenzione Spanò, mette in mezzo ma arriva Bergione, calcio di punizione a favore del Castelvetrano, proprio Pace a commettere fallo.
Camara mette in mezzo, sguscia via il pallone, se l'ha rimessa dal fondo a favore del San Giorgio. Parte sempre dal basso il San Giorgio con Tricoli, larga per Grasci, ruba palla per un attimo Gomez, mantiene il pallone in campo Torres, bellissimo il gesto tecnico di Torres, la mette in mezzo, è ancora Pace, ma va a chiudere Tarantino. Pisciotta, sono in due sul pallone, ancora Pisciotta, riesce a tenere il pallone in campo, va a chiudere, un attimo tenta di tenere il pallone in campo ma non ci riesce. Lo grande, ancora Torre, ancora chiusura, l'ennesima chiusura, Bargione. Tino Pisciotta prova a toccare questo pallone verso l'aria ma trova solamente le mani di Lamin. Lancio lungo, a cercare ancora salto di testa, si appoggia dietro De Pace, il numero 10 del San Giorgio, tiene il pallone, allarga ancora su Parisi, gioca per il capitano, ancora una volta corso, provvidenziale l'intervento di Gomez, palla Castelvetrano, Duli a chiudere, si appoggia ancora una volta dietro, corso Lamin. Palla lunga a cercare Torres, non c'è nulla per il direttore, si continua a giocare. C'è Indrossu, commette fallo Capitan Corso, confronti di Indrossu, si guadagna questo calcio di punizione con esperienza, mette il corpo davanti, il capitano, commette fallo. Gomez battere questo calcio di punizione a favore della formazione trapanese. Palla lunga a cercare il solito Indrossu, liscia il pallone, palla vagante, attenzione, calcia da fuori Spanò, trova solamente il difensore, calcio di punizione, fallo in attacco, se ne accorge bene il direttore di gara, era lì vicino. Primo tempo teso, primo tempo combattuto, soprattutto al centrocampo. Batte immediatamente il San Giorgio con Tricoli a cercare Torres, fa il velo, ma la finisce tra i piedi di Capitan Corso, allarga per Parisi, ancora Parisi, torna sui suoi passi, preferisce tornare dal numero 1, Lamin. Ancora Tricoli, Duli allarga per Parisi, scodella questo pallone ed è Bargione, mantiene il pallone in campo, ancora Parisi, tocco di prima intenzione a cercare il movimento di Logrande, sarà calcio di punizione del Castelvetrano, si guadagna Capitan Bertoglio. Ora Pizzolato a caricarsi della battuta, palla lunga, cercare Spanò, salta di testa, sguscia via il pallone, spegna sulla rimessa laterale. Con le mani Graci di testa per Spanova a chiudere con prepotenza Visconti. Passa laterale a favore del Castelvetrano, sarà Gomez con le mani che
Ancora col tacco, mantiene il pallone in campo. Ancora Pace. Sulla destra lancia col mancino Torres, ma va a chiudere ancora la Priola. Mantiene il pallone in campo Gomez. Gioca di prima, finisce tra i piedi di Touré. Ancora Camara, scusate, allarga per Gomez. Il tocco per Spanò, va a chiudere per un attimo Tricoli. Attento Lamin, fa su il pallone. Ora palla in mezzo, recupera il pallone, lotta in mezzo al campo il capitano, arriva Spanò in ritardo, il fallo su Capitan Corso. Ora Duli lascia la battuta alla Min, prova a far salire San Giorgio, palla larga sulla destra, ora chiudere Gomez. Ora rimessa laterale a favore del San Giorgio, lotta bene lì Torres, batte subito il San Giorgio. Ora Tricoli, Duli, palla larga a cercare ancora il suo compagno, mantiene il pallone in campo, sarà Graci, partire da dietro per Tricoli, Duli, lancio lungo di Duli a cercare il movimento di Torres, palla troppo lunga, non riesce a tenerla in campo, sarà rimessa dal fondo Castelvetrano. Lungo di Pizzolato, cercare sempre una spinta, ma c'è nulla per il direttore di gara, lottano lì Spanò insieme a Visconti, arriva Capitan Corso, palla lunga, ancora Spanò di testa, scodella in mezzo, intervento ancora Capitan Corso, prova ad innescare il movimento di Torres, ma mette ordine Camara. Ancora Capitan Bertoglio, palla lunga, Parisi gestisce bene questo pallone, parte da dietro, un po' pericoloso, ma Lamin attento, si fa vedere dall'altra parte Tricoli, palla lunga, cercare Torres, protegge palla, non c'è nulla, si continua a giocare. Ancora Parisi, lotta lì in mezzo al campo, ancora Torres, c'è il movimento laterale di Logrande, calcio, no, sì, fuori gioco segnalato dal direttore, dal secondo assistente. Al 35esimo, partita equilibratissima, occasioni da un lato e dall'altro, ma soprattutto lottano lì in mezzo al campo le due formazioni. Lancio lunga, ancora Indossù, fa suo il pallone, palla lunga, attento Lamin, finisce tra le sue mani, lancio lungo, prova a ripartire immediatamente il San Giorgio, di testa Touré, Spanò, palla lunga per Indrossù, c'è Tricoli a chiudere. Calcia da lontano, da fuori aria, il numero 11 Pisciotta, trova Lamin attentissimo, ancora con le mani Tarantino, prova a metterla in mezzo, Spanò protegge il pallone, Gomez, scambiano i due di prima intenzione, bellissimo lo scambio dei due, ancora Gomez prova a metterla in mezzo, ma
finisce oltre la linea di fondo, sarà Lamin Questa fascia la soffro. a far ripartire la formazione di casa. Tricoli e Duli dentro l'area, sceglie proprio Tricoli. Lavin con i piedi lancia lungo, c'è Visconti di testa, Torres fa sul pallone con l'esterno, prova inserimento di Logrande ma recupera palla il Castelvetrano, ancora Idrosso, lancia palla lunga, esce tra le mani di Lamin. Non c'è un attimo di respiro, ritmi altissimi qui all'Icauli. Missione ancora di Graci, recupera Torres e lotta lì in mezzo al campo, ancora Torres, percussione centrale, va a chiudere ancora una volta Priola, provvidenziale, percussione di Priola, recupera palla a San Giorgio con l'esterno, il capitano a cercare l'incursione di Bargione che commette fallo su capitano Bertoglio. Calcio di punizione a favore del Castelvetrano. Pizzolato, ancora Drosso a saltare, chiudere Parisi, ma lotta insieme a Pisciotta, alla fine finisce tra le mani di Lamin. Azione pericolosa da parte del Castelvetrano. Lamin palla lunga, cercare, mantiene il pallone in campo. Era meglio Camara fa fuori due, ma va a chiudere Pace, ancora Torres di prima, ancora Pace, incursione centrale di Pace, col tacco a cercare Torres, non c'è nulla, ancora il San Giorgio in zona d'attacco, va a chiudere, un'esperienza Camara, anzi scusate era Torre, ancora entrò su a lanciare Gomez sulla sinistra, va provvidenziale la chiusura di Duli che dice di no. Che minuto c'è? Un uomo a terra, forse Torres, subito un calcio, no, Visconti era rimasto a terra, ferma il gioco il direttore di gara, si ripartirà con una rimessa dal fondo comunque da parte del San Giorgio. Decide la palla lunga, tiene il pallone in campo per un attimo, ma Camara prova ad innescare Pisciotta. Lamin con i piedi sceglie Tricoli di prima intenzione, Tricoli ma ruba palla a Gomez, ancora Gomez sulla sinistra per cercare Camara, ancora palla Castelvetrano, larga Tarantino che mette in mezzo per Idrosu, esce Lamin, palla lunga subito per Torres di testa, cercare qualcuno ma si è lasciato un po' solo, poteva gestirla meglio qui Priola che butta via il pallone e regala questa rimessa laterale San Giorgio. Per quelle mani Duli, Pace gestisce bene, si appoggia su Parisi, ancora Pace,
gira bene il pallone San Giorgio. Tricoli cercare ancora una volta il movimento, va ad innescare il capitano, sarà fuori gioco segnalato dal secondo assistente. Sta creando qualcosina in più il San Giorgio rispetto al Castelvetrano, ma nessuna delle due trova la via del gol. Il secondo, mi sembra, terzo fuorigioco fischiato, terzo fuorigioco in questo primo tempo dalle file del San Giorgio Piano. Lunga, ancora Pizzolata a cercare Ingrossu, il capitano di prima intenzione, di testa va a innescare Torres, la chiusura ancora una volta di Priola, va a battere Torres con le mani a cercare il capitano, esce di testa Priola, va a chiudere perno difensivo di questa formazione trapanese, sicuramente Priola. Abbiamo visto diverse occasioni, innesca corso, largo, va, mette in mezzo, il pallone esce dal fondo. Questa rimessa dal fondo al Castelvetrano, poteva gestirla meglio qui Corso. Ancora Pizzolato, palla lunga, trova Tarantino che di testa prova ad innescare Pisciotta. Ancora Tauré, Pisciotta, gioca di prima, allarga per Gomez. Ancora Gomez, cercare Spanò, fa un velo col tacco, prova la giocata Pisciotta, ma ancora su il pallone, ancora Pisciotta, allarga per Capitano. Palla in mezzo col sinistro, di testa esce Capitan Corso, ma ed è ancora Pisciotta, ruba il pallone, allarga ancora per Tarantino, ancora Tarantino, prova l'incursione laterale ma arriva un ottimo intervento di Bargione a chiudere. Calcio di punizione a favore del San Giorgio, fallo commesso da Ingrossu. Forse dovrà segnalare il minuto, qualche minuto di recupero. Aspettiamo la segnalazione del direttore di gara. Intanto palla avanti San Giorgio. Di prima Spano protegge palla in grosso, che innesca ancora Spano, larga per Gomez, va a chiudere Graci. Finisce qui il primo tempo, risultato di 0-0. Vi ricordo, amici di Sport Sicily, di restare in diretta per il secondo tempo. A tra poco.
Quasi tutto pronto per il secondo tempo. Squadre appena entrate in campo. Stavolta attaccherà a sinistra a destra il nostro teleschermo San Giorgio, viceversa formazione trapanese Castelvetrano. Abbiamo il risultato di 0-0, primo tempo combattuto. Via il secondo tempo, Capitan muove il primo pallone, palla lunga, c'è Capitan Bergoglio. In mezzo a campo Torres. Sul pallone c'è Capitan Bergoglio, palla è fuori, la rimessa laterale a favore del San Giorgio. Cambiano i due. Bargione lotta anche Pace alla Megliotore, allarga il pallone su Camarà, ancora Gomez, chiude per un primo momento, ma evidenziare l'intervento di Visconti. Gomez con le mani prova Spano a allungare il pallone di testa, palla San Giorgio, rischia un calcio di punizione, fallo di Spano confronti del solito Torres. Vita in corso, Bargione torna dietro Bargione, alza la testa, lancio lungo, controlla il primo momento ma finisce tra i piedi di Baiata a chiudere. Saltano i due, non c'è nulla, si continua a giocare, palla tra i piedi di Torres, va a chiudere Baiata, la palla resta in campo. Sta a terra in Drossu, ma per il direttore di gara non c'è nulla. Rimessa laterale a favore del San Giorgio. Parte col pallone restituito a Pizzolato, mette palla a terra, lancia lungo di testa Tarantino, pezza ancora una volta Pace, recupera il pallone Camarà, allarga sulla sinistra per Gomez, arriva velocissimo, mantiene il pallone in campo, ancora Gomez, allarga per Spanò che col tacco cerca di squadra, ma è Tuli mandar via il pallone, mette a ordine adesso il piano San Giorgio, ancora la chiusura provvidenziale di Priola, sarà rimessa laterale San Giorgio. Lungo con le mani a cercare Torres, protegge palla, sbaglia il controllo, rimessa laterale Castelvetrano. Gomez, quella di testa Visconti, Camarà, saltano i due, non c'è nulla, si continua ancora in dosso a disturbare. Di prima intenzione Torres cerca di innescare il movimento di Lo Grande, ma va a chiudere. Ancora Priola, tiene il pallone in campo, in mezzo Torres, calcio di prima intenzione. Palla vagante lì dentro l'area, non si intendono i due, pericolo dentro l'area del Castelvetrano, ma Pizzolato fa su il pallone. Lancio lungo
Ancora Duli di testa a chiudere. Il capitano si appoggia per un primo momento, recupera il pallone Camara, palla lunga, ancora una volta Priola a chiudere. Capitan Corso lottano in mezzo al campo. Ancora Bargione. Torres velo, innescare il movimento di Lo Grande, calcio di punizione a favore del San Giorgio. Era vicino lì il direttore di gara, si accorge l'intervento un po' in ritardo. Sembrato Tricoli, scusate, Paiata, in ritardo, pace alla battuta. Larga sulla sinistra per Bargione, va via Bargione, la mette in mezzo. Indrossu, palla lunga, spazza via il Capitan Corso, fa su il pallone, mette ordine. Duli poggia sulla Min, lancio lungo, innescare il movimento di Lo Grande, vanno a chiudere in due. C'è anche Pizzolato a far da difensore. Pizzolato, lancio lungo, esce Pace di testa, ancora una volta Torres, aggancia Lo Grande, rimessa laterale San Giorgio, ancora Graci, Torres di prima intenzione, scambiano i due, ancora Torres, allarga sulla sinistra per Graci, fa un'ottima chiusura a Spanò, ancora rimessa laterale San Giorgio, parte da dietro su Duli, Parisi, ancora Duli, Lega per Tricoli, palla in mezzo a cercare Visconti, con gesto tecnico trova il compagno Parisi, ancora Bargione di prima intenzione, di testa va a chiudere Paiata, ancora Camara allarga per Gomez di prima intenzione, va a chiudere una volta Tricoli, Capitan Corso di prima Torres, si appoggia sul compagno, salta via, ancora Torres, tocco di mano parte di Gomez, calcio di punizione a favore del San Giorgio, punizione pericolosa. Abbiamo sul pallone sia Pace che Capitan Corso, chi calcerà dei due. Sistema la barriera Pizzolato, il direttore di gara richiama i giocatori in barriera. Parte Pace col destro, deviazione, calcio d'angolo a favore del San Giorgio. Ferma il gioco il direttore di gara, forse a richiamare l'attenzione, qualche mischia in area, qualche contatto, qualche gomito alto. Sarà Pace, batte Pace, palla in mezzo, ora chiusura provvidenziale di Paiata, ancora calcio d'angolo per il San Giorgio.
Ancora Pace dalla bandierina. Pace la mette in mezzo, esce Indossu a chiudere. Ancora palla San Giorgio, calcio di prima intenzione. Tenta la deviata Tricoli, non impatta il pallone, quindi si spegne sul fondo. Pizzolato, calcio lungo, cercare ancora contatto su Pace ma non c'è nulla, si continua a giocare Indrossu, palla in mezzo per Camarà che con grandissimo fair play mette la palla fuori. C'era l'avversario a terra, Pace ha subito un colpo da dietro, va a sincerarsi delle condizioni. Torres restituisce palla a Castelvetrano, finisce tra i piedi di Pizzolato, decide ancora la palla lunga, ancora a chiudere Parisi di testa. Rimane Tarantino di prima intenzione, la mette in mezzo ma un attentissimo Lamin fa su il pallone. Da dietro Tricoli, ancora Lamin con i piedi, lancio lungo, a cercare Torres, saltano i due ma alla meglio Priola, ancora Visconti all'esterno di prima attenzione Pace, lo attacco a cercare Torres ma interviene il capitano Tarantino. Parisi mette in mezzo per lo grande, palla Gomez, vie centrali per Camarà, ruba palla il capitano Corso, ancora la chiusura De Bertoglio a lanciare via il pallone, fallo di Duli su Indrossu, guadagna questo calcio di punizione. Lunga a cercare Tarantino, chiude di testa, ancora ripartenza Pace, alza la testa, si appoggia su Torres, ancora la chiusura il capitan Bertoglio che nega percussione Pace. Ancora Torres, gestisce il pallone Torres, vede largo il movimento, no, sbaglia il controllo ma ancora Priola a chiudere, Spanò innesca Indrossu che protegge palla, la mette in mezzo a cercare il movimento di Spanò ma si spegne sul fondo, sarà Lamin a rimettere sta palla in gioco. Duli, ancora Torres va a chiudere Paiata, ripartenza a Castelvetrano, attenzione, va via Gomez velocissimo dall'altra parte ma a chiudere ancora Duli, attentissimo e con esperienza accompagna fuori questo pallone. Palla lunga di Lamin a cercare il solito Torres, lotta insieme a Paiata che ha la meglio, cade Spanò, non c'è nulla, si continua a giocare, mette la palla fuori.
Camara per sincerarsi delle condizioni del suo compagno. Laterale, ma ricordiamo che è stato Camara a mettere il pallone fuori. Pace restituisce il pallone. Pizzolato, decide sempre palla lunga, c'è un fischio, cartellino rosso, Duli espulso sull'intervento su Indrossu. Colpo di scena, San Giorgio in 10, espulso Duli, il numero 5. E qui cambia la partita, che il San Giorgio stava facendo una buona gara, ma ora si trova in inferiorità numerica. Rosso diretto per Duli. C'è un cambio tra le file del San Giorgio, esce Graci. Esce Graci ed entra Miliziano col numero 15. Obbligata la scelta di mister Chinnici, vista l'espulsione di Duli. Adesso è calcio di punizione Castelvetrano. Al 16° del secondo tempo il San Giorgio si trova in 10 uomini per l'espulsione di Duli. Questa è la scelta di mister Chinnici, far uscire Graci. Ha già ammonito il 6, quindi prende il suo posto Miliziano. Punizione pericolosissima per il San Giorgio. Vediamo Camara ma anche Pisciotta sul pallone. Parte Pisciotta col mancino, uno schema che non riesce, va a chiudere la difesa del San Giorgio di prima intenzione. Pisciotta mette palla fuori, regala rimessa laterale a favore del San Giorgio. Lungo con le mani a cercare ancora il movimento di Logrande, non riesce a tenere il pallone in campo. Touré, ancora Bargione con le mani, palla lunga, allunga il pallone Logrande, lotta lì Torres, ma va a chiudere il capitano. La chiusura di Capitan Bertoglio. De Pace che lascia Bargione, ancora Torres di prima intenzione, va a chiudere, ancora l'impercussione di Indrossu, va a chiudere attentissimo Tricoli. Capitan Cosso, ancora Torres, entra in aria Torres col mancino,
non trova lo specchio della porta, occasione San Giorgio. Parte immediatamente Castelvetrano, palla lunga a cercare Pisciotta, lunga di testa, ancora Pisciotta, di prima intenzione a cercare Indrosso, attentissimo Parisi a chiudere, ma lì è ancora Pisciotta, palla in mezzo, Visconti, Torres cerca di allungare questo pallone per Parisi, sta arrivando velocissimo, fa buona guardia, Tarantino, fuori gioco di Pisciotta. Battuta Parisi, Tricoli, ora Tricoli salta in grosso, via centrali, non riesce a fermare questo pallone, finisce tra le mani il Pizzolato. Ancora Bargoglio, palla lunga, la fa sgusciare via Bargione, se ne è il direttore di gara, ma la panchina del San Giorgio per chiamare c'è un cambio. Un cambio, esce con il numero 7 Lo Grande, entra con il numero 18 Scalisi. Bargione rimette la palla in gioco, si appoggia su Parisi, ancora Bargione. Torna dietro sul suo compagno Parisi, larga per Tricoli, ancora Parisi, prova a costruire il San Giorgio dal basso, gioca benissimo qui in mezzo Torres, si gira Torres, il solo, prova ad innescare il movimento di Pace, fa un'ottima guardia, sbagliata, rimessa dal fondo Castelvetrano. Balla lunga, salta Gomez ma alla meglio Visconti, ancora Gomez, lancio lungo, cercare il movimento di Pisciotta, va a chiudere Parisi, intervento duro, Indrossu entra in aria, chiusura di Bergoglio, calcio di punizione, fallo in attacco da parte di Indrossu su Bargione, che si guadagna questo calcio di punizione. C'è un giocatore a terra del San Giorgio. Ingresso dello staff medico. Forse a terra è Miliziano, scusate, aver subito un colpo ma non c'è stato nulla. No, a quanto pare si tratta di Parisi, il 3 del San Giorgio, che è rimasto a terra. Adesso si rialza, sì, era proprio lui, Parisi, ha subito un colpo da dietro, il direttore di gara lo invita ad uscire.
calcio lungo, Lamin a cercare Torres, va a chiudere, calcio di punizione, intervento scorretto da parte di Baiata su Torres. Attualmente in 9 il San Giorgio, è appena rientrato Parisi dopo cure mediche dello staff. Calcio di punizione a favore del San Giorgio dalla tre quarti. Potrebbe diventare una palla velenosa per la difesa del Castelvetrano. Parte col destro il solito Pace. Ancora Pace a cercare sul secondo palo Torres, una palla lunga, sguscia via. Sarà rimessa dal fondo Castelvetrano. Pizzolato, palla lunga, di testa va a chiudere Scalisi. Due cambi anche tra le file del Castelvetrano. Ad uscire Camara e Pisciotta tra le file del Castelvetrano. Tarantino con le mani, Torres di prima intenzione. Sarà ancora a cercare il movimento di Torres, ma è il 17 del Castelvetrano che ruba palla. Gomez allarga per il compagno sulla sinistra, ancora palla lunga a cercare Indrossu, guardi anche, ma mantiene il pallone in campo, lotta di due, c'è Tricoli a chiudere, Gomez la mette in mezzo di testa, non impatta bene il pallone Tarantino, si spegne sulla rimessa laterale a favore del San Giorgio. Ancora Tarantino di prima intenzione, la mette in mezzo, va a chiudere Visconti. Touré marca per Gomez, attaccato da Torres, non lo molla un attimo, ma la meglio Gomez che va via a direzione di Visconti. Vitancorso allarga su Pace, cerca l'incursione, palla troppo lunga, finisce tra le mani di Pizzolato. Ancora un altro cambio tra le file del San Giorgio. Ancora problemi per Parisi, rimane a terra, mi sa che il cambio è proprio quello suo. Esce il numero 3 Parisi. Ed entra con il numero 17 Alaimo.
esce il pallone. Torres, ancora Pizzolato, palla lunga di testa Indossu, palla scodellata ma va via il pallone, finisce tra i piedi di Pizzolato. Ancora una volta palla lunga, c'è Tricoli, attenzione a chiudere, grandissimo l'intervento di Visconti, messa laterale Castelvetrano, va Tarantino, ancora gestisce palla, mette a chiudere ancora Gomez, prova a calciare col mancino, la chiusura provvidenziale di Miliziano. Calcio d'angolo a favore del Castelvetrano. Tra Touré alla battuta. Andiamo in mezzo. Sbagliata Gomez. C'è anche Priola. Batte Touré in mezzo di testa. Impatta Indossu. Non trova lo specchio della porta. Si spegne sul fondo. Ancora Lamin, allarga sul Bargione, ancora Bargione si appoggia su Lamin, giocano di prima, prova a fare ordine San Giorgio, Torres di testa, palla lunga, il campo è bagnato, piove dall'inizio della gara, quindi è difficile da gestire questo pallone. Palla lunga, cercare ancora Indossu, di testa va a chiudere, ancora Indossu di prima intenzione, Capitan Corso, mette una pezza, ancora Bargione, provano ad andare via, ma è stato chiuso, Indossu, protegge palla, spalle, messa laterale, Castelvetrano, batte subito, immediatamente, dall'altra parte Tarantino la mette in mezzo, Lamin, fa su il pallone, parte immediatamente il San Giorgio, esce con un grandissimo intervento il capitano Indossu, mette palla a terra, allarga sul compagno, ancora Capitan Bertoglio, mette palla fuori, c'è Indossu a terra, c'è stato un contatto, il capitano ha messo palla fuori per sincerarsi delle condizioni del suo compagno di squadra. Nel 31esimo, 32esimo anzi del secondo tempo, risultato di 0-0, San Giorgio in 10 dopo l'espulsione di Tuli, riprende il gioco, palla tra i piedi di Pizzolato, palla lunga, cercare sempre Indossu, ma Tarantino di testa la mette in mezzo, attenzione Indossu, Tricoli fa buona guardia, Touré allarga ancora sulla sinistra, mantiene il pallone in campo, prova ad accontentare il compagno di squadra Gomez, ma palla troppo lunga. Altro cambio tra le file del Castelvetrano, esce Indossu con il numero 10. Ed entra con il numero 9. Si riprende il gioco. Visconti ancora largo sulla destra, Torres scende a prendere il pallone, va via ancora alla parte laterali sulla sinistra, va via velocissimo, la mette in mezzo, grandissima chiusura di Gomez, chiude in calcio d'angolo.
sempre numero 10 Pace a battere il calcio d'angolo. Pace, palla in mezzo, ancora una volta la chiusura, non c'è nulla per il direttore di gara, reclama un tocco di mano il San Giorgio, ancora Pace, meglio ancora il Castelvetrano che spazza via. Attenzione alla ripartenza, Capitan Corso, Gomez innesca il movimento del compagno, esce Lamin, pericolosissimo il intervento di Lamin, ma ancora il Castelvetrano con Tarantino, ancora Tarantino, c'è fuori dai pali Lamin e rientra subito. Occasione Castelvetrano, brivido per il San Giorgio. Cartellino giallo per Mister Chinnici, viene richiamato dal direttore di gara. Attenzione, doppio giallo, viene espulso Mister Chinnici. Espulso anche dalla panchina. Altra espulsione tra le file del San Giorgio, questa volta da fuori al campo. Ferma il gioco il direttore di gara. A partire il gioco doveva fischiare l'arbitro, il gioco era fermo. Esce il Capitan Bertoglio a chiudere su questa palla vagante al centrocampo, rimessa in gioco da Lamin con le mani. Capitan Corso si appoggia di prima, perde per un attimo il pallone, sarà ancora rimessa laterale di San Giorgio. Con le mani lunghe a cercare Torres, ancora Tauré, Torres arriva in ritardo, sarà calcio di punizione a favore del Castelvetrano, arriva con la gamba alta Torres con l'intenzione di recuperare il pallone, ma comunque commette fallo. Gomez alla battuta, invita i suoi a salire, palla lunga, c'è Corso che salta di testa, ancora Pace, allunga il pallone, lottare lì Torres, ancora una volta Priola che svirgola per un attimo, Pace mette palla a terra, pulisce questo pallone, innesca la percussione di Torres, sembrava una posizione di fuorigioco ma comunque finisce tra le mani di Pizzolato. Palla lunga di testa, il 9 del Castelvetrano, ancora Touré, sconti Torres col tacco, bellissimo l'intenzione su Pace, la mette palla a terra, attenzione Pace, arriva anche velocissimo dall'altra parte, la mette in mezzo, calcio di rigore a favore del San Giorgio, calcio di rigore, tocco di mano, era vicinissimo il direttore di gara, attenzione, qualche protesta da parte dei giocatori del Castelvetrano, ma l'arbitro ha indicato il dischietto. Kita.
ancora la oh! Ancora proteste. Viene ammonito a quanto pare anche Pizzolato. Cerca di mettere ordine il direttore di gara. Attenzione, occasione San Giorgio. Sistema già il pallone il Bomber Torres, il 9 del San Giorgio, pronto, concentrato a battere questo calcio di rigore. Parte col destro Torres e la parata di Pizzolato. Pizzolato butta via questa occasione. Torres era il momento giusto per portare in vantaggio i suoi. Minuti di fuoco, ultimi minuti di fuoco qui all'Incauli. Mamma mia, che occasione divorata da Torres. Pizzolato non si fa ingannare. Calcio di punizione a favore del San Giorgio. Fallo su Capitan Corso. Che occasione persa del San Giorgio per l'1-0. Rigore divorato da Torres. Mette in mezzo l'intervento di il capitano Bertoglio. Con sicurezza fa su il pallone Pizzolato. Palla lunga. Che ora va a chiudere. Calcio di punizione, commette fallo l'attaccante del Castelvetrano. Va giù Bargione. Attenzione, si crea una mischia, ma mette subito ordine. Il direttore di gara interviene. Partita da ritmi altissimi. Ancora San Giorgio a costruire nonostante l'inferiorità numerica. Ancora Gomez, arriva in ritardo, scordinato. Calcio di punizione a favore del San Giorgio. Oh, 86esimo minuto, risultato di 0-0. San Giorgio in 10, ma ha avuto un'occasione Torres, proprio lui il bomber, che si è divorato il calcio di rigore. Pizzolato posizionato bene, ha parato e ha negato la gioia del gol e il vantaggio ai padroni di casa. Tata là. Uscito Pace tra le file del San Giorgio. Ora parte il capitano di testa, provato Tricoli, palla fuori, è innescato la trappola del fuorigioco il Castelvetrano. Entrato Faraone a posto di Pace con il numero 14. Pizzolato rimette dal fondo, palla lunga, ancora Tarantino di testa. Ora svirgola per un attimo Tricoli, ma in due tempi si riprende. Ancora per di testa Tore,
Calcio di punizione, è entrato un po' in ritardo in maniera irruenta Visconti. Calcio di punizione del Castelvetrano sulla palla Torre. Vediamo anche Tarantino e Gomez. Sistema la barriera Lamin, fischia il direttore di gara, parte Tarantino col destro, largo alla destra di Lamin. Ancora Lamin, allarga sulla destra, appoggia per Visconti. Tricoli, Bargione, un colpo il pallone, cade Touré, allarga ancora sulla sinistra, innesca ancora, provvidenziale la chiusura di Visconti che esulta quasi come un gol. Ultimi minuti di fuoco. Palla che vaga dentro l'area del San Giorgio, ma la mette fuori il capitano Corso. Una buona chiusura, sbagliata. È stato palla lunga, saltano i due, si lotta lì in mezzo al campo. Torre protegge palla, il 9 del Castelvetrano che tenta di innescare Tarantino, ma fuori gioco da parte di Tarantino. Siamo agli sgoccioli di questa emozionantissima partita tra il San Giorgio Piana e Folgore Calcio Castelvetrano. Ancora palla sulla destra, sulla sinistra, la mette in mezzo, non va, si spegne sul fondo. Vediamo se ci sarà forse qualche minuto di recupero. Pizzolato, palla lunga, qualche trattenuta, lottano lì in mezzo al campo, prova a chiudere Gomez, ancora Gomez, palla San Giorgio, calcio di punizione, sì, Torre arriva in ritardo, intervento in ritardo su Scalisi. Forse è l'ultima occasione di questo match. Abbiamo Visconti, Capitan Corso sul pallone. Pizzolato che posta la barriera. Corso con lo scavetto, ancora Pizzolato attentissimo, esce, finisce qui, triplice fischio, 0-0, partita bellissima tra San Giorgio Piana e Folgore Calcio Castelvetrano. Un saluto da vostro Carbonari Luca, al prossimo appuntamento.